Franco Piacentini, presidente regionale Auser Volontariato. L'INPS restituisce ai pensionati 1.400 euro. A che cosa dobbiamo questa restituzione? Sì, la dobbiamo al pronunciamento favorevole della Corte Costituzionale, che ha stabilito che il blocco della perequazione 2012-2013 era illegittimo quell'atto del governo Monti. Di conseguenza i pensionati dovrebbero, io uso il condizionale perché attendiamo il provvedimento del governo, dovrebbero ricevere appunto queste quote non riconosciute in quel periodo. Io ho fatto un calcolo, dovrebbero essere circa 1.400 euro netti di restituzione, più ovviamente la rivalutazione delle pensioni. Questo è un aspetto che riguarda per esempio in Veneto circa 500.000 pensionati e pensionate. Senta, nel caso passasse quindi l'approvazione, come avverrebbe la restituzione? Semplicemente dal conto corrente o... Sì, automaticamente l'INPS, a fronte, ripeto, del provvedimento del governo, manda nei propri conti correnti dei pensionati e delle pensionate o in posta o in banca questi soldi. Però, ripeto, bisogna attendere il provvedimento del governo perché l'INPS non ha autonomia decisionale. Le chiedo, c'è bisogno comunque di una richiesta formale per questa restituzione o come avviene? No, per il momento non abbiamo notizie precise perché c'è il pronunciamento della Corte Costituzionale che invita praticamente il governo a emanare un provvedimento. Se questo non dovesse avvenire, è chiaro che ogni cittadino interessato può ricorrere, può fare richiesta formalmente all'istituto per avere il riconoscimento di queste quote non riconosciute in quel periodo.